Eccoci insieme cari telespettatori, come avevo detto è lo spazio dello Spicigelle. Questa volta però ospite dell'ospite è invece Federconsumatori. Ci rivolgiamo naturalmente, dicevo, ai pensionati, agli anziani, ma non soltanto, perché la tutela dell'associazione di consumatori Federconsumatori è una tutela estesa a tutti i cittadini. Purtroppo nelle situazioni che andremo a raccontare insieme alla nostra ospite, che ve la presento subito, ben arrivata Presidente Giovanna Capuzzo, Presidente di Federconsumatori del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Ben arrivata. Sono situazioni trasversali, cioè riguardano gli anziani forse perché non hanno tanto dimestichezza con il mezzo web, computer e quant'altro, però purtroppo il target è ben più esteso. Allora, di che cosa parliamo purtroppo, Presidente? Di cosa stiamo parlando? Allora noi adesso vorremmo parlare e porre un attimo l'attenzione a un problema che di fatto riguarda tutti i cittadini risparmiatori e molto probabilmente potrà riguardare un po' con più attenzione la popolazione anziana. Allora stiamo riscontrando in questi ultimi periodi purtroppo il presentarsi di nuove truffe, mentre una volta le truffe avvenivano di persona, ora adesso con l'avanzare della tecnologia veniamo purtroppo sopraffatti da forme nuove appunto di truffa che si svolge per lo più a distanza attraverso l'opera di hacker molto abili purtroppo. Tra l'altro dobbiamo dire che in questo periodo di pandemia, dove ovviamente tutti siamo stati in qualche modo costretti anche a ridurre soprattutto i rapporti personali e fisici anche con i nostri istituti bancari, abbiamo dovuto fare ovviamente più ricorso all'utilizzo dei mezzi di tecnologia, agli smartphone e di fatto in generale all'home banking. Le truffe alle quali mi sto rivolgendo e per le quali noi stiamo dando un messaggio per quanto riguarda la nostra attività di educazione finanziaria che rientra all'interno di un progetto ben più ampio finanziato dalla Regione del Veneto attraverso i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, riguarda quelle che vengono definite tecnicamente truffe di phishing, smishing e wishing. Ok, sono tre, allora la fermo un attimo là, tre termini che è bene imparare, ma anche se non si impariamo a capire che cosa stanno a significare. Lei ha detto una cosa molto interessante, voi fate dei corsi di insegnamento, di acculturazione per i cittadini alla conoscenza del mondo del web e a non incappare in queste situazioni. Sono corsi che si possono frequentare? Allora, attualmente purtroppo li facciamo solamente a distanza attraverso le piattaforme tecnologiche perché purtroppo per motivi ben ovvi non possiamo più incontrare direttamente i cittadini. Non appena ovviamente sarà possibile riprenderemo questi nostri incontri territorialmente proprio aperti a tutta la cittadinanza. Al momento comunque, come dicevo prima, stiamo svolgendo questi corsi di, chiamiamoli, alfabetizzazione e informazione e in qualche modo anche formazione rivolta ai cittadini per quanto riguarda sia le truffe informatiche in generale, sia per quanto riguarda anche la questione dell'educazione finanziaria. Perfetto, arriviamo a noi, vediamo questa bellissima slide che ci dice phishing, smishing e wishing. Non c'è niente di cui essere contenti. No, sono termini tra l'altro un po' complessi ma che purtroppo stanno entrando nella quotidianità e come dicevo prima sono le nuove truffe tecnologiche. E il phishing forse è la forma forse più conosciuta, quella più anche antica, che era quella relativamente al ricevimento di email che all'apparenza appaiono inviate da mittenti affidabili, sia persone che magari conosciamo perché ovviamente i truffatori riescono anche a clonare diciamo gli indirizzi email o comunque i mittenti delle mail che riceviamo, sia anche ovviamente comunicazioni che paiono provenire da istituti di credito piuttosto che istituzioni come per esempio l'Agenzia delle Entrate piuttosto che l'INPS e quant'altro, e sono mail che purtroppo sono appunto dei cloni rispetto alle mail vere e che all'interno delle quali si nascondono per lo più allegati oppure collegamenti a siti esterni che di fatto potrebbero parire anche i siti istituzionali e quelli reali, ma di fatto non lo sono e dietro a questi siti ci sono purtroppo degli operatori che non sono quelli reali ma sono i nostri truffatori. Come e lo smishing invece è una delle nuove forme. Scusi? Come ci si fa ad accorgere che questa mail che sembra inviata dalla propria banca, anziché da una persona conosciuta, in realtà o un altro ente istituzionale non è tale? La mail dell'INAIL poi scopri guardando bene che c'è qualcosa che non quadra. Cosa bisogna stare attenti prima di andare a toccare qualsiasi link che ti allegano?
Allora, come prima cosa bisogna verificare, come dicevo prima, l'indirizzo del mittente, quindi non soffermarsi al nome iniziale che si vede nell'aprire la propria casella, perché molte volte a fianco a INPS, piuttosto Agenzia delle Entrate, piuttosto che all'amico Marco Rossi, vediamo che l'indirizzo mail che è effettivamente indicato non è quello che corrisponde all'indirizzo mail del nostro amico Mario Rossi, piuttosto che il sito la mail istituzionale dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS. In ogni caso, comunque, il consiglio che noi diamo è sempre quello di prendersi tempo, avere prudenza e portare sempre la massima attenzione. Tanto più che ci dovrebbe balzare all'occhio che il più delle volte queste email contengono anche dei contenuti non scritti in un italiano proprio corretto, oppure contengono delle immagini che non sono proprio in alta definizione, sono un po' sgranate, perché infatti sono utilizzate in maniera impropria e tratte ovviamente dai siti ufficiali. Un altro consiglio che diamo è ovviamente non cliccare mai sugli allegati né tantomeno ai link. Tenete presente che i siti istituzionali e anche quelli bancari non riportano mai all'interno delle proprie mail il rimando a loro siti. Infatti quello che bisogna sempre ricordarsi di fare è navigare appunto su questi siti con sicurezza, andando a digitare direttamente quello che è l'indirizzo corretto del sito che vogliamo utilizzare. Quindi le agevolazioni, le facilitazioni, non cascarci e non aprire nessun link, se no ai noi è come se aprissimo la porta a chi vuole entrare in casa e rubarci le cose. In questo caso non entra in casa ma entra nel nostro computer, quindi si può impossessare anche successivamente, non immediatamente, di informazioni, di dati sensibili, di accessi alle nostre banche dati, anche conti correnti bancari, giusto? Esatto, perfetto, è proprio così. Infatti cliccando sui link oppure sugli allegati, come si diceva prima, si dà proprio l'accesso al proprio computer, che il più delle volte contiene ovviamente una quantità innumerevole di dati, sia proprio anche dati sensibili che i dati eventualmente di accesso ai nostri profili privati, piuttosto che anche alle credenziali bancarie, se non optiamo ovviamente per particolari accortezze. Però comunque in ogni caso evitiamo, e anzi non appena abbiamo il sospetto di aver ricevuto una mail di questo tipo, piuttosto che aprirla, o nel dubbio comunque la cestiniamo e ci rivolgiamo direttamente a chi pensiamo ci abbia inviato quella mail, quindi l'Agenzia delle Entrate, piuttosto che l'INPS, o piuttosto l'amico o chi per esso. Con altre vie, non attraverso i numeri che vengono lasciati. No, smishing o smishing, non so, tentativo da parte dei truffatori di fare che cosa? Allora, quella è la nuova truffa, di fatto quella probabilmente anche più diffusa adesso, è quella relativa al ricevimento del classico SMS. E il più delle volte succede che riceviamo un SMS, tra l'altro da un mittente che il nostro cellulare riconosce come mittente certificato. Il più delle volte possiamo anche vedere questi SMS che risultano essere ricevuti da un numero che noi abbiamo salvato in rubrica, oppure lo stesso numero che viene utilizzato dal nostro istituto di credito per inviarci le notifiche, ma di fatto non è un vero SMS inviato dal mittente che noi presumiamo essere tale. E in questo caso il più delle volte all'interno di questi SMS ci sono i classici link, e questi SMS di solito che vengono inviati, non so, dall'Agenzia delle Entrate, e c'è stato per esempio di recente una serie di truffe proprio attraverso questa forma di smishing, attraverso le quali pareva che l'Agenzia delle Entrate mandasse un avviso per il quale c'era un possibile rimborso a favore ovviamente del contribuente, e si invitava appunto la persona a cliccare sul link, comunque sull'indirizzo internet che era presente all'interno dello stesso messaggio, per procedere ovviamente alla richiesta di questo bonus o di questo rimborso. Un'altra truffa sempre relativa agli SMS che di fatto è balzata anche di recente alle cronache era quella relativa al pacco che sta per arrivare. E ben sappiamo che insomma in questo periodo anche l'utilizzo dell'e-commerce ha avuto un aumento esponenziale, e il più delle volte insomma i corrieri adesso hanno l'abitudine di notificarci quando il pacco sta per arrivare o meno. Ecco, purtroppo tanti malcapitati hanno ricevuto questi SMS che pareva provenissero da effettivi corrieri espressi, nel quale si stava comunicando che siccome il pacco era in arrivo oppure era in giacenza presso un punto di ritiro, era opportuno comunicare o comunque prendere contatti
contatti con questi Corrieri Espressi sempre cliccando all'interno di questi link, su questi link, e fornendo ovviamente dei dati che generalmente un Corriere Espresso, né una banca, né un'agenzia delle entrate, né per esempio l'azienda sanitaria, perché abbiamo avuto problemi anche con eventuali prenotazioni di vaccini, ovviamente richiedono, perché non è il mezzo ovviamente quello tramite SMS di rilasciare i propri dati né personali né tantomeno i dati di accesso al proprio conto corrente. Bisogna stare molto molto attenti a questo punto, perché solo informazioni che devono essere controllate, verificate e certificate. Purtroppo, come si diceva un po' all'inizio, si rischia che le persone più anziane, che magari non sono così avvezze, anche perché se uno lavora col computer ne riceve a bizzeffe di questi messaggi, quindi è anche abituato, però una persona più anziana invece magari ci può veramente cascare, allora sono problemi. Poi vediamo anche le conseguenze, vediamo anche però l'altra fattispecie, così da wishing. Questa è un'altra truffa che viene recente, no? Eh sì, assolutamente sì, e questa diciamo che è quella un po' più subdola, infatti avviene attraverso una telefonata che un po' come succede con gli SMS pare provenire da un numero certo, un numero che abbiamo già in rubrica e probabilmente anche lo stesso numero che abbiamo salvato e che in questo caso magari si riferisce a quello della nostra filiale. Purtroppo dall'altra parte del telefono non c'è un operatore che o noi non conosciamo o comunque non è un operatore che lavora per la filiale e che il più delle volte ci sta notificando che ci sono stati dei movimenti sospetti nel conto, che quindi eventualmente è necessario disinstallare l'applicazione che è presente sul nostro telefono per l'utilizzo dell'home banking, reinstallarla attraverso una procedura che loro ci comunicheranno direttamente al telefono, oppure mettere in sicurezza, ci consigliano di mettere in sicurezza i nostri risparmi, provvedendo eventualmente a bonificare somme per lo più ingenti a favore magari di un nostro conoscente, un nostro parente o una persona che alcune volte loro riescono a recuperare con delle indagini purtroppo approfondite che fanno, anche utilizzando ed incrociando i dati che noi inseriamo per esempio attraverso, non so, i nostri social network, i nostri profili Facebook piuttosto che anche altri profili, perché purtroppo sono persone, truffatori, che sono sempre più abili e hanno ovviamente questa capacità di verificare tutta la rete di contatti che noi abbiamo all'interno di internet, per ovviamente darci dei dati che ci diano quella sorta di sicurezza e di diciamo abbandono delle nostre attenzioni, certo, per appunto colpirci e farci commettere ovviamente delle azioni per le quali poi è un po' più complesso poter trovare una soluzione, che comunque si trova sempre. Allora, per trovare la soluzione, Presidente, è bene rivolgersi all'Associazione Federconsumatori, assolutamente. Io chiedo anche della regia se magari mettiamo in onda la slide che ci dà le indicazioni di cosa fare, quali sono, cioè non farsi prendere dall'ansia, dalla paura, dalla vergogna o restare fermi immobili e non far niente, perché è la reazione immediata. Uno dice non faccio niente, non lo nascondo perché ho combinato un guaio, magari mi vergogno di quello che ho fatto una stupidaggine, una leggerezza o una cosa grave, magari la persona mi ha richiesto dei dati personali sensibili, tipico la persona anziana che si fida tendenzialmente e poi si rende conto che è successo il patatrac. Bisogna intervenire subito. Voi lo fate anche con grande riservatezza, tra l'altro. Sì, assolutamente sì. Allora, come prima cosa noi le informazioni che diamo, come dicevo prima, è prendersi comunque tutto il tempo, tutta l'attenzione ed agire sempre con prudenza, e soprattutto quando veniamo contattati a distanza dagli operatori, quando si presentano troppo insistenti, non è comunque opportuno dar seguito a tutte le richieste che ci fanno. Quindi per quello noi diciamo sempre prendersi il tempo e essere molto prudenti, piuttosto, chiaramente sempre con educazione, interrompere la conversazione e cercare di avere conferme relativamente a quello che ci è stato comunicato, contattando direttamente le persone di fiducia con le quali noi abbiamo sempre dei rapporti, e in questo caso parlo della banca piuttosto che altri soggetti che in teoria ci hanno contattato. Dopodiché, per quanto riguarda la possibilità di essere incappati in queste forme di truffa, non c'è assolutamente nessun motivo per vergognarsi, perché abbiamo visto che queste cose purtroppo riguardano tutte le persone, anche quelle che ovviamente di solito hanno più accortezza.
sicurezza, ma è opportuno cercare di intervenire con quanta più tempestività possibile. Allora, come prima cosa, se si tratta di truffe che riguardano la questione bancaria o finanziaria, contattare subito la propria filiale e cercare in qualche modo di bloccare qualsiasi accesso all'home banking, che poi dopo di persona riusciremo sicuramente a sbloccare. Nel caso in cui poi, tra l'altro, verificando sempre il nostro conto corrente, che è un altro dei consigli che diamo, ovvero quello di monitorare sempre con costanza i propri movimenti, è quello ovviamente di eventualmente sporgere una denuncia per lo più alla Polizia Postale, che è quella deputata alla verifica delle frodi di natura informatica, e appunto denunciare quanto accaduto. Dopodiché il consiglio che diamo è sempre quello di rivolgersi a Federconsumatori o comunque un'altra delle associazioni dei consumatori che tutela ovviamente tutte queste problematiche e tutti i risparmiatori, per trovare assistenza che verrà ovviamente fatta con la presentazione di una contestazione formale. Certo. E qualora l'istituto di credito in questo caso non dovesse dare una risposta o la dia parzialmente, è possibile comunque ricorrere anche all'arbitro bancario finanziario o all'ACF o arbitro della Consob, in questo caso l'arbitro bancario, essendo dei movimenti sul proprio conto corrente. Perfetto, allora ricordiamo www.federconsveneto.it è il sito. Noi abbiamo visto alcune slide che in realtà sono dei link di accesso, entriamo nel sito, eccolo qui, lo vediamo, che ci danno la possibilità anche di ascoltare dei video riassuntivi di quanto lei ha esposto, ha detto, possono essere estremamente utili, oppure scrivere una mail federconsveneto@federconsveneto.it, oppure telefonare la sede regionale 041 97 15 08, vedete il numero in sovraimpressione. Comunque la vostra sede regionale è a Mestre, ma siete presenti un po' agite per tutto il territorio regionale. Prima, siamo in chiusura, avevamo messo in onda la slide "Sosteniamo i tuoi interessi, diamo peso ai tuoi diritti". Prima di salutarla voglio ricordare che, visto che è il periodo di dichiarazione dei redditi, ormai ci entriamo a pieno campo, la possibilità di donare il 5 per 1000 a Federconsumatori, c'è un codice fiscale, ci sono tutte le istruzioni che voi vedete, diamo peso ai tuoi diritti, la possibilità appunto di, quando c'è la dichiarazione dei redditi, di menzionare il numero di codice eccetera, per avere questa opportunità di aiutarvi nell'attività che svolgete costantemente. Facendo questa donazione si diventa soci di Federconsumatori, oppure per farlo bisogna sottoscrivere un qualcosa presso la vostra sede? No, allora, la destinazione del 5 per 1000 in automatico non prevede l'iscrizione all'associazione, perché non tutti ovviamente scelgono di sostenerci e poi aderire ovviamente a quelli che sono il nostro statuto, i nostri valori e la nostra attività. Non è importante saperlo, appunto. Ovviamente verso l'associazione. Esatto, sì. Invitiamo a recarci presso i nostri 52 sportelli che sono presenti su tutto il territorio regionale, chiaramente in questo periodo previo appuntamento, e ovviamente avendo l'iscrizione all'associazione sarà possibile per tutti gli interessati avere delle informazioni, delle consulenze totalmente gratuite e poi ovviamente dell'assistenza pratica qualora ci dovessero essere dei problemi da poter risolvere. Allora Presidente, la ringrazio tantissimo. 52 sportelli presenti sul territorio, quindi le trovate ovunque, chiamate prima, informatevi, prendete un appuntamento e poi con i documenti che vi vengono richiesti andate a farvi dare una consulenza, un supporto, un aiuto. Come diceva la Presidente, una soluzione si può trovare. Io la ringrazio, appuntamento ancora insieme però ci sarà, perché la prossima settimana ci rivediamo naturalmente con un'altra tematica, altri approfondimenti, e comunque intanto approfittatene per visitare il sito della Federconsumatori. Grazie.